il maestro Donato Inglese ha avviato con lui e l'Inter. Iscrivetevi al canale. Amici cari, per ingannare un po' il tempo della vigilia di Napoli-Sampdoria, possiamo parlare finalmente un pochino di tattica. E questo era un video atteso perché specialmente dopo le due partite di Milano, io volevo fare un pochino di chiarezza per quanto riguarda le possibilità del Napoli, e i miei desideri e quello che invece si fa. Allora, questa è la formazione che piacerebbe a me e vi spiego. Ora, adesso voi la vedete. È un 4-3-3 alla Sarri. Perché questa resta la formazione secondo me preferita? Per le caratteristiche di alcuni giocatori. Ora noi ricordiamo che ci siamo abituati un pochino troppo bene, che la formazione di Sarri ce la ricordiamo a memoria, che sappiamo dove e come i giocatori si muovevano, le soluzioni e le cose, e comunque funzionava, anche se lo sapevano tutti, funzionava lo stesso perché era talmente efficace quando fatto veloce. Questa è la situazione. Rispetto all'anno scorso siamo migliorati, perché se tu sostituisci Reina con Meret o con Ospina, va benissimo. Sostituisci Isai con Malqui e va benissimo. Sostituisci Mario Rui con Gulam perché l'anno scorso non ce l'avevi e va benissimo. Koulibaly e Albiol non si discutono. Albiol sta invecchiando, ma è sempre di un rendimento altissimo. A centrocampo sostituisci Jorginho con Fabian, perché l'abbiamo visto, è fortissimo da centrale, si fa vedere come si faceva vedere Jorginho, ma è anche intraprendente, sa saltare l'uomo, punta sempre in avanti, non sempre indietro, come a volte fa Hamsik. È perfetto. Centrocampista centrale Fabian è perfetto. Alan a fianco suo a destra e Hamsik mezzala a sinistra. È il ruolo suo. Dai tempi di Mazzarri, la mezzala che si inserisce e guardate la catena Gulam Hamsik Insigne che ha fatto follie l'anno scorso quando c'era Gulam per quel poco tempo. E con Mario lui comunque funzionava, immaginate con Gulam. L'attacco non si discute. Insigne con Milik a fianco. Non l'abbiamo quasi mai visto questo trio qua. Insigne, Milik, Callecon. Mertens può sostituire Milik come punto centrale e lo sappiamo che lo può fare. O può sostituire Insigne nelle volte in cui così. Ma Callecon è in questo momento secondo me un giocatore che dà una soluzione con i suoi tagli e poi ti garantisce anche copertura. Signori, io questa formazione è perfetta. Non vedo punti deboli, mi piace tantissimo e purtroppo Ancelotti non è convinto perché gli esperimenti col 4-3 non sono andati bene, ma quegli esperimenti là sono andati così e così perché comunque c'era Hamsik centrale. Attenzione. Viceversa, la situazione attuale è questa qua. 4-4-2 e non si scappa. Meret o Ospina e vabbè. A destra, questa è la situazione tattica, ma i giocatori non dovrebbero cambiare più di tanto rispetto a queste possibilità. Seguitemi bene. Ma qui lo puoi sostituire con Isai o con Maximovic, perché Maximovic terzino, l'abbiamo visto nelle serate di Champions, meglio che centrale. Albiol lo sostituisci con Maximovic o con Luperto quando sei in emergenza. Non ho considerato Chiriches perché è infortunato. E Gulam hai Mario Rui e hai Luperto nell'emergenzissima perché Luperto è mancino e a sinistra lo può fare. Centrocampo, vuoi avere Fabiano a sinistra? Io per esempio non lo metterei mai a destra perché Callecon fa un lavoro a destra che è meraviglioso, però ci può stare. Consideriamolo a sinistra, può essere sostituito da Zelinski, da Younes o o addirittura da Hamsik. Hamsik in regia, oppure Fabian, oppure Zelinski, e Allan e Diavara come incontristi, ma tutti e due non lo so, senza nessuno di loro non lo so, anche se abbiamo visto che Fabian Zielinski non ha funzionato male con il Milan, però il Milan non attacca, quindi devi sempre considerare che hai bisogno di una mini liga da quella parte. Quindi centrali possiamo far giocare Fabian Zielinski se Hamsik non è in forma, e in attacco hai Insigne e Milik secondo me come coppia base, anche se Insigne non sta in forma, ma nemmeno Mertens sta in forma in questo momento. Insigne lo puoi sostituire con Mertens, con Verdi o con un as, perché un as seconda punta lo può fare. Milik come prima punta lo puoi sostituire con Mertens e con Verdi. Callecon puoi far giocare un as lì, puoi far giocare Zielinski lì, Fabian o Verdi. Cioè, questa formazione comunque ha senso. Non è la formazione dei miei sogni, quella là, il 4-3-3, ma comunque per come è strutturata abbiamo tante soluzioni di intercambiabilità, perché abbiamo visto che con Ancelotti tutti possono fare tutto. Però se non esageriamo, questa è la sola cosa mia. Cioè, non metterei Callecon terzino come a volte così, perché è poco troppo esagerato. Non metterei i due centrali al Diavara, perché si perde di regia, di fantasia. Capite qual è il mio punto? Abbiamo i giocatori per poter riprendere
un gioco fluido, ma meno fluido. E avere la possibilità, perché questa squadra ha fatto 48 punti, signori, tutto questo è fallimento incredibile, ci dobbiamo calmare un secondo. 48 punti, una Champions dignitosa, malissimo in Coppa Italia, ok. Ma malissimo in Coppa Italia significa che questa squadra non può giocare più a pallone. Le abbiamo ricercate le motivazioni. C'è una componente sicuramente di psicologia, mancanza di stimoli, perché probabilmente questi, chissà se si sentono più dentro che fuori, perché poi questo è il punto probabilmente psicologico, è che questo è l'anno di transizione, quindi qualcuno si sente con la valigia sul letto e qualcuno probabilmente è appena arrivato e quindi si sta facendo rampa di lancio per eventualmente, faccio un esempio, Fabian lo sa che dal Napoli sono partiti giocatori che sono diventati top player nel mondo. Quindi Fabiano darà di tutto per farsi vedere. Ma Insigne, Mertens, Hamsik ce l'hanno lo stimolo di dare tutto il massimo quest'anno per mantenere il secondo posto o prenderci la Coppa UEFA? Secondo me sulla Coppa UEFA sì, perché secondo me lo vogliono portare un trofeo prima che se ne vanno. Però con la Coppa Italia io se ne foto tanto, comunque ci fanno uscire a Europa, probabilmente si pensava già che la Juve sarebbe passata, e quindi una serie di cose psicologiche sbagliatissime che però hanno portato a una prestazione. Il gol si prende, ci sta, è la reazione che non è stata veemente come uno si aspettava di una squadra che vuole recuperare il risultato e vince. Quindi questa è la condizione tecnico-tattica, questa specie di lavagnetta che abbiamo fatto oggi. E fatemi sapere che cosa ne pensate. A me interessa il vostro parere sotto questo punto di vista. Una volta tanto che non parliamo di arbitri, di VAR, di cose, adesso vorrei un sacco di commenti e un interscambio. Oh, è tutto struzzato, quello non lo può fare, oppure sono d'accordo. Fatemi sapere voi. Iscrizione al canale. Il maestro Donato Inglese ha avviato un gol, lui e l'Inter. Iscrivetevi al canale e poi ne parliamo dopo Napoli-Sampdoria.